Sempre più preoccupato, il presidente Zaia, nell'appellarsi ancora ai veneti di non uscire di casa, annuncia l'arrivo di misure più restrittive. Vi dico che se il governo, ve lo dico già, che se il governo non adotta, io spero lo faccia, non è una minaccia questa, non è una minaccia. Ho parlato anche questa mattina con il ministro Speranza un paio di volte. Se il governo non adotta misure restrittive mi vedo costretto, per quanto possano stare in piedi, ad adottare ordinanze regionali. Io spero che si adottino misure più restrittive rispetto ai passeggi. Abbiamo delle foto di Corso Garibaldi, di via Garibaldi, scusate, di Venezia di questa mattina, sostanzialmente, che sono foto di passeggiate di comunità che non sono assolutamente in linea con il tema del restare a casa, del stare attenti al contagio e di avere prudenza per quello che rappresenta l'uscire di casa. Quindi ordinanze rispetto ai passeggi, alle corsette e a quant'altro. Mi spiace, lo dico perché so cosa significhi poter uscire, però è pur vero che l'alternativa sono le terapie intensive, i ricoveri e i contagi. Dall'altro spero che il governo anche si decida di chiudere i negozi la domenica, quei pochi negozi rimasti aperti. Penso che non sia necessario e assolutamente indispensabile andare la domenica a fare la spesa. Detto questo, il mio appello resta sempre quello di restare a casa, di osservare scrupolosamente ovviamente gli indirizzi che abbiamo dato, che vanno nella direzione appunto della tutela della salute. Non facciamoci ammagliare da questo sole, che è un sole cattivo, è un sole che ci tira fuori, è un sole che ci farà punire dal virus. Il presidente fa poi una precisazione sul documento degli anestesisti che spiega come si dovrebbero comportare in uno scenario estremo, ovvero quello di dover scegliere quali pazienti salvare. La comunità scientifica fa il suo mestiere, noi facciamo il nostro. Il nostro mestiere è quello di non arrivare mai all'overbooking, no? E quindi che ci sia sempre l'ultimo letto disponibile per l'ultimo paziente disponibile, a prescindere dal censo, dall'età, dal credo religioso, dal colore della pelle, dalle scelte sentimentali. E finché ci sono io in Veneto si ragiona così, però stiamo sempre parlando degli stress test totali e quindi stiamo parlando di scenari che io non voglio neanche mettere in conto in questa situazione, perché se no non avrebbe senso che ci sbattiamo tutti i giorni per comprare respiratori, per comprare mascherine, per comprare attrezzature. Poi quello è un documento di natura scientifica, ma da qui a dire che il Veneto dà mandato di lasciare a piedi qualcuno, decisamente no. Mi avete mai sentito parlare di fasce di età in tutti questi giorni? Siamo qui proprio per difendere i più deboli, figuratevi se noi possiamo mettere in inventario che si possa applicare o peggio, si possa arrivare a una situazione del genere.